Buonasera a tutti e benvenuti al Festival del Chiant Furlan. Possiamo arrivare alle penultime serate, le battute di Mans come state inizialmente dedicate all'orchestra del Festival del Chiant Furlan, Lassi mi fa, tutti notis musicali però che formino una frase furlana che vuol dire proprio lassi mi fa, lassi mi suonà, lassi mi chiantà. Con un saluto ai furlanie o croto orchestrate dal mestri che non conosci plan plan come momenten anche tutti i nostri suonatori che vengono il plaisir usgnot di veguno perché si chiacchiare di un'orchestra dal vivo roba non facile di poter quindi sentire con tutte le poi bielis situazioni insomma non è facile, lo spero che usurivi di sorelle su un biel sonoro che potete ascoltare bene tutti questi nostri chiantati. Oggi siamo presenti nell'orchestra un momentino, ho cominci con Flaviano Miani e Massimiliano Dosvaldo ai tastieris, belli che sono, bravi. Dopo viene Loris Zaninotto al bass, lei sa Loris, aspetta che ti pugliare, sarete al mieci. Dopo viene anche Raffaele Bertoldi e Agostino Dovier che sono i due chitarristi e alzano le chitarre, usano il segnale, io mi metto in banda giustamente da che lo vedete. Dopo viene Pietro Sponton che è il percussionista che è la insomma da grazie anche a lui. O viene Ernesto Pravisano il batterista che è sapulito dai plus però salieve o lo vedendo, grazie. Dopo viene anche Guido Freschi, Tiziano Michelin, Antonio Zonta e Angelo Lovat e io vedo Zavidus che sono i nostri violini e il tutto alle coordinate e mi tutto ad un dal mestri Nevio Lestuzzi che lo hai a chi da ordine mi tira in bande parlo di lui se tu dopo ti fare l'armonizzazione no Agostino no, siccome sentivi queste suonate iniziali le sigle che dopo mi sono qua si intende un saluto furlanie no? Fatte in tutte le forme con queste modernute come che moderno alle un po' che i nostri festival non sono che gli schiantati proprio come che di volte con l'iron e con l'armonica i giovani poi hanno cambiato un po' il ritmo hanno cambiato un po' il sistema e giustamente alle just che chianti in tal loro mood c'è molto place a loro e al successo che l'importante che si perché si una canzone chiamata furlane e hanno chiantare per furlan che dopo è suoning, che dopo è salting, che dopo è siel cetim che voi o credo che sono tutte canzoni furlane che sono chiantate per furlan buon presentare l'orchestra o vedete da che non hai finito con l'avvio di pur dai fantasmi e sono i coreschi sono quelli che lavorano un po' di doppio vorresti mi sposti perché potete anche più di più per via che loro hanno accompagnato tutte le canzoni loro hanno di muoversi, hanno chiantato praticamente seguito tutti i ritornei, seguito tutti gli slotti chiantati che sono in gara. Vi pare che io presentare anche loro, gli squadri coristi sono chiacari, dunque le prime che è Marica Beltrame, le biondute, poi vedete sono indovini non, dopo viene Elisa Frankovic, questa è la petale giusta, dopo viene Veronica Tomasetti, e come ultimo che è Samantha di Giorgio. Bravis e grazie a Guartis. Andiamo io giustamente, anche dai maschios, si rabbino, giustamente. E allora vengo a presentare Ivan Zardello, ecco come vedete, Marcello Bosco, che è il primo per caricare, e dopo Luca Dentesano, l'ultimo a destra, e Matteo Biondo, che è quasi tagliese. Grazie a due Guartis. Per venus emplat is biel palc o crot quasi un lavoro importante di queste orchestre, queste ent dal viv. Perché che vorresti che non capite tanto spesso di avere un palc biel come quel caso. La che si può cantare in furlan con queste vorresti dignità al furlan, non proprio come te sagrute, non proprio come non sai te piace, e il furlan ha bisogno di sei crudu, di avere queste dignità e chi spalca qua con queste enta qua le dà sicuramente in un mood, un lavoro professionale e un lavoro biel, perché si può perché là vive proprio anche la nostra lingua, quando sono chi palco sta qui. Bon, ho venuto anche di cominciare perché ho venuto dai tempi che non si
non sto in festa, insomma, ho cominciato un momentino in ritardo, perché le prime sere avevo un'orchestra e purtroppo qualche provuta in cui non sa, mi tu su un pel, così in difficoltà tal tempo, ho combinato tutto però, e allora io prendi a cominciare a presentare che collaborano con me, prendi a cominciare a presentare le schiantate e vie di gente, alle just, con ringrazi che hanno voluto questo festival. E le province di Udin, che io le riguardo in prime persone, chi proprio per aver sostenuto per sietà in questo festival, per aver dato il supporto più grande, e ho ringraziato tutti i comuni che ho vinto chias, ho riguardo Cervignan, che ho cominciato il festival, dopo sono andato a mangiare, tal domani, e questa settimana che ho vinto di nuovo ieri sera al ristoro di Cividato, ho sognato in Artigli le finale domani e a Udin tutti i comuni che hanno lavorato, ho sognato in ospiti di Artigli. Per me, fra l'altro, è un piacere, un lavoro grande se Artigli in questo teatro nuovo, che secondo me rappresenta più di tanti altri paesi il Furlan. E è chiaro che Cervignan alle Cervignan, come che si dice, no? Udin alle Udin. Ho credo che Artigli e vedi questa immagine come di più centrate di tutti i paesi, perché se non gli Furlan e Artigli e poi la chiesa d'oggi si invienda ormai, perché lo è così? E io ringrazio di cuore il comune di Artigli perché appena qua è avvisato, in questo festival che un mese fa, non ho avuto nessuna contrarietà, anzi l'assessore che è dal comune è stata disponibilissima, che io se è presente le inviterei a portare il saluto dall'amministrazione all'assessore de culture dal comune di Artigli. Grazie. Come pensi, è viuta, che sono dal mese, dai figli, dai tramai, spero insomma si sente. Buonasera a tutti, benvenuti al Teatro Nuovo di Artegna. Io vi porto il saluto dell'amministrazione comunale. Artegna, come già ricordato, ospita questa serata, la quarta, dopo gli altri toccati a Cervignano, Manzano e Cividale, e la serata finale che sarà domani a Udine. È con piacere che io ho accettato questa opportunità che mi è stata offerta, auspicando di venire incontro anche alle esigenze dei nostri cittadini, e anche perché Artegna era la comunità più a nord, diciamo, della provincia di Udine rispetto a tutti gli altri comuni. Il mio ruolo qui è solo per un breve saluto, però permettetemi di ringraziare le associazioni che hanno collaborato per la riuscita di questa manifestazione, Salvino e gli Amici per il Teatro, la Carla con il gruppo Pignot e Luigino e il coro Panarie. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Assessore, la ringrazio di nuovo, io spero che anche ieri si chiudi il nostro spettacolo. E come cominciamo in 30 al vivo subito, tutti ho avuto una scheda, lo spero, una scheda sole, là che si ha di votare, no, come dopo, ho risposto sentiti, i doti schiantati, ho detto già di come che si può dare 3 votos, si risegna in bande di ogni canzone, la che è un quadratore, che sono farate segnali per ordine di esecuzione, o si fa un segno, 3 cruzutis per ogni cartella. Allora di che uno può votare 2 canzoni, allora di che uno può votare 1 e non può votare anche 4, è obbligato a votare 3, o in sesta tal di chi, perché non l'ha mai sentito, perché lo dice ogni sera, che roba che è importante perché così si equilibra un lavoro di cui è il risultato. Al ven pur che il popolare verde, dicono che se uno seguisse un cantante, se uno ven da ur perché ha la cosa di votare o per sostenere, aspetta votare altri 2. E plan plan con questo sistema a mancul, ho ben veduto per tutti gli anni, al risultato le cantate popolari poi si intude di tutto il pubblico. Dopo sarà anche una giuria scelta dal pubblico che ha un numero di voti superiore e via dicendo. Insomma, queste robe si ricorderai anche al momento dopo le cantate, però si è già avvisato dal primo per cosa vedi che è così. Ho cominciato a presentare come qualche biele fantate, perché per solo dal palco chi non credo di pare tan buon, tal mies di microfono e asti e via dicendo. Se vengono biele fantate e fa sicuro biele figure e ogni di chi si rosi scae chiappe proprio come si dice sflandoro, si impia il palco. O è come me che vi dà una mano una fantasina ne vorrei giovane,
che se anche gli dice che non sa il furlan, in realtà non è che lo sapesse tan bene, no. Lei voluto io, ecco le parce che non tu sai il furlan che tu mi hai presentato. Ah sì, tu mi dai una mano, magari dove tal di non, stava a riguardare qualche robot, parce che non si interessa quel che non sa per la furlan. Come così si rivedore a tiradoglie i giovani. Melissa a colpa appena che hai dite e gli arrivate e ha dite, o ven anche per la furlan. Melissa, de capo brava. Melissa, di dove vendi tu Melissa? Di Morteano. E vendi Morteano. Morteano è il paesone di Costoiola, che è il campanile di Puyal, sai, disi, non che è de blave. E allora avevo lei cuccato un'idea di te Melissa, neanche facendo appunto insieme questo festival. C'è fatto tu Melissa come studio, credo? Studi. Per 20 anni tu sei sentito a studiare Sì. all'università, come hai detto, ma non mi dici c'è settore che tu hai? Economia e commercio. Economia e commercio. Poi capito, benissimo, benissimo. Tu già hai studiato un po' il furlano? Un po' gut. Beh, poi noi voi di robati gli studi come è, che non ti sono brutte votazioni in qualche esame, in qualche altro, però bon, tu sei preparata. Bon. Grazie. E Melissa vuoi presentare come anche un'altra persona, un'altra sciora, che sicuramente e sa c'è lì il palc, faccio cantare al chias un'evore. Io mi darò una mano a lei disen le poesie, no tutti dischiantati, no tutti, ma una strofe dos, anche perché non è facile arrivare a capire bene tutti gli speraulis, e le harà una strofe dos appunto di ogni cantata che verrà presentata. Io le presento in quelle forme così generiche e dopo sentiamo questi speraulis. E per Lenus, e io una brava lettore, oltre che a sé anche una brava cantante, una brava mestre di musiche, o viene con noi Ilva. E Ilva e io che signore che è sempre disponibile nos lei harà a sua volta tutte le esposizioni. È stato bene? Sì, grazie. Sì? Anche tu? No, io sto benissimo. Ah, che sta l'importante. No, tu dove sei qualche doloroso? Sì, ho qualche problema, ma non vedi mica di metterlo in pubblico, no? No. Mi preoccupi per loro se tu stai bene. Quindi serate a due, stai bene, fate una bellissima serata insieme. Benissimo, allora. O potete anche fermarsi qui, cominciamo a presentare le prime cantate. Perché le prime cantate mi orco giri pagine, così sono più tranquilli. Le prime cantate che le abbiamo segnalate anche voi e intitolate Lune d'invier. Queste chiante nos presenti un bel quadro, anche se un po' freddo come perché lei è ambientata all'unviar. Basta come fermarsi un momento a chialà con un buon capot sentint, per avere un spieli che sarà di glace, ma con tune poesie di fa inghielosi tutti che satri stagioni. E poi, che signors così illustri senetis, che tu arrivi a di lontano anche col pensiero, si sclarissimi i riquars, mettoglie une lune indarintate e la poesia e gli fate. Blanche, tal flum di gnot, dut glaciar, si spiele la luna d'inviar. Las ombre si muoven a valinteneid, fra i steps duce amas di pirui glaciaras. I vecchios profums e i riquars di un gnot si pierden per sempre, tacove dal fen, e appasse tra i spazi da sombris de gnot la luna cidine, la luna d'invier. Lune d'invier, per aulis e musiche di Vittorino Stuzzi, a chiantanos chiste prime chiante, o vincuno lis fantos trinis. Lis fantos trinis, non hai mai capito bene che lo dica il nome lì, e che cacchio sapeva? Aspetta che vi ho detto. Che cambia dite le prime sere, se voglio dire lis fantos... Ah, eri, signorina, che scusi. Se voglio dire lis fantos trinis... È un nome che viene dato alle ragazze che superano i 14 anni nell'Alta Val del Torre praticamente. Superate quell'età lì vengono definite fantostrinis, che hanno un po' di questo affare maliatore delle streghe. Si includesmi tu per se mi ha 14 anni. 15. Va bene, sentirsi queste cantate Lune d'invier.
lis fantus trinis, bravissimi, lis fantatis, grazie, gli applausos que son patologimans e son meritatis, o pois pur comodassi. All'arpe o riguardi che ieri le... Vedete come che se non mi credi. Arianna Plazzotta, se Arianna la sei tu? Anenca, no, siccome non ti hai presentato prima, giustamente, perché gli fantus trinis, non sai se fai parte tu dal complesso, e mi pare di aver presentato tutti, ma l'arte mi pare che ne robe bonde particolari e preziose, si dice preziose. I tu queste arpe, sei un arpista proprio tu professionista? Sì, mi sono diplomata in giù in conservatorio. In giù in Cumò? Battuto di mans, date che sono bene. Sì, ma voi dite, per curiosità anche, sono situazioni da che si può lavorare su un'arte. Ah sì, io sono a bonde chiappate, sì. Benissimo, mi fa piacere chista allora. D'accordo, grazie a te. Vi tu puoi lasciare lo strumento che vado via, grazie. Noi in avanti come presentante le seconde chiantate. Le seconde chiantate è intitolate Il Destino. Domande fra parentesi, si intiso vonde, è il problema? Bon, no, partì, perché ai gusti sapevo io sul palco domandi, perché come tecnici bravi che sanno sicuramente dosare gli sviluppi, però è gusto che mi dite anche voi se tutto va bene. All'inizio davanti, destino. Il destino è altre che non possiamo fare quintri, alle segnate come che si dice, o sente stesse barche avevi i dis che l'ha voluto il caso, così che dice le frasi chiantate. C'è di più sul destino, se no che soliti speraulis, bisogna chiappalu come calven. Sì, ma si ha di giunta anche che iul saputo chiappalu. E io credo che proprio da chi, e se di le clav più giuste, che il calzachiappalu alla cur di chiol di tanti più di quel che si ustine ad ai quintri. In quintri ai vite anin, coi nostri svoi, così mal rassegnati. Sono due spiei che non sanno nasquindi pensiers e paraules. E sì come dai sfolarsi in tiare di nessuno, ma in tal cur o in foc calare. Ognuno di noi, quando al nas, ha il destino disegnato in te mani. Linea dal cur, se tu che il film misterioso, t'accor dentro ogni bene? Destin, per Aulis di Antonella Castellani e musiche di Paolo Scodellaro. A Chiantanus, chiste seconde chiante, ovin i caravel con Antonella Castellani. Buonasera signora Antonella. C'è Bello lo stacco dell'orchestra. una rabona. Meglio di sapere. Fat per te. Senti dove siete a questo indotto? Sperini, sì. A Sinducchio, chi tranquilli, beh no. Guarda gli caravei. Sì, anche le caravelle, sì, mi ordino così. Allora le sentiamo proprio delle chiamate. Testi.
Brava Castellani, fate un bel lavoro, ne davanti un occhio le terze piantate o volevamo da teatro di corse per vie che ho ben sentire tutti dopo il tempo, sono impianti anche un po' di tempo, di votazione, se vi dicendo tutti, io avrei un po' di tempo dopo per conoscere anche qualche un altro. O se arrivassa a Aquile le terze chiante, Aquile chiste non furlanca le in tutte queste pagine delle nostre storie, come un eledrisco si fonde che già ormai con tutto che ci non arriveranno sicuro mai a slidrisà nessuno. L'autore aggiunge sui due significati l'aquile, che è il grande uccello, simbolo anche voi delle nostre tiare, e che grande civiltà celtiche prime e romane dopo che hanno fatto su, anche prime di Cristo, la grande Aquilea. Voi sarà diventate un po' picciole, e sarà diventate un po' vecchie, ma io anche vive. Continua la storia, Aquile di monte. Non c'è un null sul blu dal sfondo. Conta la tua storia, Aquile di mare, conta tutto, c'è che ti pare. Spieghi a che pulzette della tua gioventù, di che int che tu hai sbiodut. Spieghi al frutto che passa, non sarà un grandul, fevelanus dal Friuli. Aquile, per aulis e musiche di Livio Cucciz. Per Chiantanus Aquile, o vincuno, Fausto Zalavara e Vincenzo Azzarone. Quando potuto via che smacis? Ah, come? Ecco. Va bene, allora, si sente in queste chiantate. Aquile.
Fausto Zarabara e Vincenzo Azzarone. Plankin, 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 plankin. Spero che non si scioppa dai figli, benissimo. Io le demando come facendo le battute di man, sei fantasini da ora all'orchestra, e si implica, è un lavoro, Cantate, si sentisse bene da ora, e dopo era chiamato fantastico, se no, andiamo davanti. In tal cuiet dall'agnot, queste le quarte ho provato a cantare, sì. L'agnot, il scur, è la che voi normai non viodin alle più facile che si viagin che dall'anime, dai pensieri, dai riguardi. E poi l'agnot ti cree che pas, che il cidinor, che fa sentire anche gli speraulis che tu rumis dentri. L'agnot a plate, l'agnot a tas, l'agnot non ti fa viodi tanti robis, ma li fa sentire. E fuori, anche cence chiaccarà, un mistero. Di sicuro però, che tal cuiet dall'agnot il mont al gambie muse. In tal cuiet dall'agnot alle più facile vai, perché il covin lasciat là, perché il covin lasciat morì. Ma dopo tutto mi rinconto che è difficile schiampare e piart la sfida col tempo e c'è al facile pensare. In tal cuiet dall'agnot, per aulis e musiche di Michele Vicentini, a Chiantanuse arriva il stesso autore, Michele Vicentini. Michele, tacca intanto. Senti una curiosità, tu la vento tu? Io di muec. Di Muesi udinese, beh, non mi era di Muesi di Catania, non sai, Muesi dove che... Gio Valsas in anni sa. Se di Muesi tu cosa vin che non ti puoi essere più lontano di qualche chilometro di qua. Senti, le so piantate all'autore, dal cuiet, dall'agnot. Sì.
Michele Vicentini nos ha proponuto le soppiantate dal cuiet dall'agnotto. Grazie Michele. Ise ne fa muec. Alca lei un pelo. Bon, va su planchen, Usgnot. Amor. Una paraula che non può mangiare in nessuna chiantata di amore, se no c'è amore saresial. Da chi scasa è così grande e così vero che non lo arriva a strategnissi, si sbrocca. Ha bisogno di farsi viodi, di farsi sentire. E io ne poete per capisci. E c'è di più biel, di più fortunato di vite, se noi vivi qualche momento inchiantador. Sì, ti farà insummiare, sì, ti farà patire anche, ma c'è che ti fa sprovare. O credo che non sia di nessun poeta dal mondo all'altezza di descriverlo. Non è un segreto il ben che ti vuoi. Con te ho creato la boccia, il cuore, i pensieri. Ormai tu sei tu le mie parte, che mi fa sentire tutta intera. E gli anni non sono lontani dalla tiare, dal paradiso dagli affies. Amor, per Aulis di Elsa Martín e musiche di Alessio Screm. Apresentamos queste cantate e l'autore de Speraulis, Elsa Martín. Elsa, siete pronte? Sì. Sì. C'ha un tatuaggio lì. Ma è al vero o è l'ho pitturato sgnotto? È vero. Alle vero. Sentinsi queste biele cantate, amor. Non è un segreto ben che ti vuoi, con te screat la bocca e il cuore i pensieri, ormai
E brava anche Elsa Martin che ci ha cantato Amor, Grintis che anche i cantanti sono bravi. Torni a dire che sono tutti in diretta, ma proprio rigorosamente, anche a parte l'orchestra e a parte il coro, tutte noi note che non so che si di come di segnate prime. E dunque sono di così, di preseare, di ammirare anche questi artisti che non noi a invidiare altri grandi festival, anzi, faranno di sicuro belle figure. Grazie, la prossima chiantata. Bisognerebbe fare poi pubblicità per ben, bisognerebbe riguardare poi di spesso fatti e in positivo. Si vivaresse anche meglio dentro o crowd. Lo dico con una semplice riflessione, la prossima chiante con un grazie di cuore alla vita. L'autore comincia col segnalare i regali, le emozioni, i sentimenti che vengono sotto mano, se vi vuoi di oldio, e in dettagli. E il motore che ti aiuta a chiataio è di sicuro l'amore. Grazie, Signore. La tua mano per prendere regal sulla tiare non sa semenas, sentimenti, emozioni, una vita ho vinto in dono. Noi al biel di Gioldi al mondo con intelligenza e umiltà, al cuore il team di vivi e al val, perché al val l'amore. O disgrazia io di sei un grignel di quel semenador. Grazie per aulis e musiche dai performance. A cantamus arrivi gli stessi autori. I performance. Aspetta un momentino, intanto come ti sa questi microfoni, si trovano svegli nei performance. Ma d'accordo, mangiare. Dire mangiare, bene, non si stanno lontano di utili, non si cittadini, sono un po' tutto uno svegli di... Selvis, dogliere il mangiare. Ah, sei proprio dogliere. Benissimo, allora si conosce già di tanto tempo. Sentensi chi grazie.
se lo dicono anche noi, performance per venire far ascoltare le loro cantate, veduto che sono gli stessi autori. O se arrivasse a mia se ora veno, dice un quarto, insomma, vengono mossi schiantate, sono in tempo utile, voilà. Se usa meglio le prime parti, non credo se usa il dormidis, che non si vede bene, no, ah, boh, sto scherzando. No, volevo dire, adesso le schiantate sono moderni, sappiamo come sono, no? Come tempi, perché sono, per esempio, lents o cantanti svelti come che ieri una volta anche come che sono comuni, insomma, ma sicuramente hanno una vieste musicale, come dicevi sull'imprint, che non è proprio come l'Iron e l'armonica, perché i tempi si cambiano. Una lingua è adista ai tempi e noi ovestiamo questi tempi musicali con parole furlane. Sempre le prossime chiante, sempre con insistenza queste parole vengono messe dal testo dei canzoni per segnalare che tutti questi robi hanno il loro ledros, come dice il proverbio, non è mai un mal che non si dia anche un po' di ben. E chi sta che non sconsole? Qualche roba non va tan bene e il pensiero spera che al torni seren e sempre al succede che il seren al torne. E così l'autore al giù su queste doppie muse dei realtà. Sempre al partarsi di nulma da ur alle sorelle, nasquindu. Sempre cade un po' une lacrime e diventa una ridade. Sempre scugni di lavorare, ma le sere può tornare. Console, meninine, ho tante bisogni di sognare. Sempre, per aulis e musiche di Mauro Vidoni. Anche chi, il stesso autore, nos presenta la socchiante. Mauro Vidoni. Stesso autore di andare, è vero come tu hai scritto che tu hai bisogno di un sognare? Senz'altro sì, ma tutti hanno bisogno di sognare. Scusate l'italiano che non è friulano, ma d'altronde. Voi capite? Togliatesi in furlan però. Ah, boh. Si sente sempre. Occhio alle stecche. Al parco al sedile
Grazie. Mauro Vidoni. Molto bravi. Sono in bene? Molto bravi. No, io vengo insieme perché sono in bene, mica comunque no. D'accordo, grazie. Grazie Mauro anche a te per aver presentato le cantate, noi in davanti con Biele Dignot, chi sta nel titolo. Ho già sentito qui cantate che fa vele dalla gnot, dal scur, dalla lune, ho viotcato al cuiet dalla gnot, lune d'inviere, via di sint, anche che compresenti come e fa vele e chiacchiare de gnot, ma solo per riguardare un'avventura, un incontri notturni, che la mettuto in bulidure il cur di un fantato. A se me facile. Tanti robi sa nascin para casa e poi di qualche volta avevano a rischio di sledrosare i plans de vite. C'è di noi è. Ho creduto che al sedi mio ascoltare qualche parola de chiamate chiappate su in ca e in là. O sapresti ce fa di te se tu ti fermi schi, ma noi vuoi di rischiare di perderci coai. Ti hai chiattati in tue strade sole, tu e le gnoti. Ti hai domandato se per piacere tu venni svie con me e tu sei smontate, c'è un parcè. Le chi il moral de storie che us gnotto scontarai, ci rinto un'avventura, le strade perderai. Le chi il moral de storie che us gnotto sconti, chi? Le vite, un'avventura che cambia ogni dì. Biele Dignot, per Aulis e musiche di Stefano Orso. Anche Takiskas a interpretare queste cantate a lei stesso autore, Stefano Orso. Stefano Orso, qualche curiosità, no? Titolamo Svento. Sei di Pavia di Udine. Pavia di Udine, lo che Pavia non è mica il comune. Pavia ha tante espressioni, no, quindi a Pavia, siccome ho studiato un po', conosco un po' il paese, si ravinche di Pavia, cioè, perché che il comune ha la UCAC, i municipi, no? E il paese più grande è per cui, io Pavia, poi comincia a piarti il collo, se tu Pavia, tu per capirsi io. Non so di Resano. Ah, un'altra di mo, però non ti fate spore che di per cui. Va bene, sentirsi queste cantate. Biele Dignot. Sapere se valide se tu ti fermi schifo, sapere se valide ti viene di così, a voi di rischiare, di ardi zecco hai, voi che io mi pentai. Ti hai gettato in tue strade, sole tue legnoni, ti hai gettato in sana strade, quasi mi insegnò, e tu da parla se, tu veni svie con me, se smontate senza un parte. E il morale delle storie, che un altro scontarai, ci ridi un'avventura, le strade piazzerai. E il morale delle storie, che un altro sconti le strade e creature, non mi richiami via. Fas pensare di essi entrati in un bordello, già li danno le guardie come quanto hai frutto, già li danno e tutti gli altri strutti. Arrivi a concepire come e in quelli va.
farai. Ciao, grazie. Stefano Orso nous a presentat Biele di Gnot. Olinevante con le prossime chiante e il titolo è Lontan Lontan, lis paraulis e le musiche le sentiamo dopo, appunto, perché non se lei bellissima, mi viene su di a me, no, perché us la sentiamo in sospeso l'autore. Io ho presente chi si cantate, che discusi, in realtà di voi non le per noi è facile vivi. Se dopo si mette in miece anche qualche disavventure, magari amorose, ogni tanto diventa un tormento. E allora si torna in daur col pensiero, sì, si torna in daur, si c'è pure di sei furmode antics, perché che i tempi passati riguardano sempre i momenti per aulis pui bielis, si recontens un po', e è vero. E allora sì, si può capire che queste voci di la via lontan lontan, fur di queste realtà che non ti dà soddisfazioni, che non ti lascia sereno. Sul muret denandi chiase non fantas anche moi innocenza, però le sbieli si disevin e il mio cuore all'era contento. Come il mondo è cambiato, le ragioni non più valore, l'amor dato, le laut perdute e per questo mi vai il cuore. Ti prego, Usniot, ti prego, destino, portimi via, lontano, lontano. Lontan Lontan, per aulis e musiche di Aldo Ceccotti. A cantarnos Lontan Lontan non è l'autore, ma una brava cantante. Kim. Kim, sei pronte? Hai studiato bene le cantate? Sì, grazie, ben bene. In forme precise? Certo. Innamorate anche? Forse. Allora, lontan lontan. Amor se puede excluir, es un gran
Olinde vanno come per presentare, o sì, quasi in son subite, le prossime chiante un secondo prima di morire. Chi? Gli autori ci presentano un quadro crudo di realtà di voi. Già dal titolo si può capire, un minuto, un secondo prima di morire. Che tanti sguerris, che ingiustizie, che tante int a squin sopportare e tanti svolti senza avere nessuna colpa proprio. E va fatto una lunga riflessione che da queste chiantate e vengono mettute in presince, disegni scrotate, si direbbe in furlan, rude. E chi sono le tanti domande che sempre si fanno, is al just, arrivi all'un frutto a capire, o forse al già capito tutto, un secondo prima di morire. C'è che sarà ad una terra bagnata dal san di Ind che abaite soffiar, di cui che le muart di Besol e di cui che le muart manta man. Troppe ploe varà di colà parlava via tut che il san calè. Troppo tempo varaia di passare, perché con le femmine puoi di nuovo amà. Un secondo prima di morire, per aulis e musiche di Mondo Indiano, a cantarnos la canzone a suoi stessi autori, Mondo Indiano. Michele che è il cantante dal mondo indiano, che è un complessotto, un duo crudo, gli domanderemo a lui il tan caltà che momentiamo strumenti, come torni a dire, tutto rigorosamente in diretta. Michele, se sono in due quattro come mondo indiano, come gruppo? Solitamente sono in due, ma stasera al mio compare, ma anche perché si fa male al lavoro, tanti auguri, pronta guarigione. Orpo. Beh, ma il cantante solista, se sto vuoi dire che al tenso le cantate, peccato che non è, non importa. Una curiosità, dove la sei tu? Di Aviano. Di Aviano? Ah, la di Avions. Va bene, si sente allora un secondo prima di morire.
Michele dal mondo indiano, un secondo prima di morire, grazie Michele anche a te, no come l'indevante presentante felicità. Chi si cambia atmosfera? La felicità è che robe che nessun a Peraulis alza descrivi, ise, no ise, si può sentire, vivile per un momentin, per qualche momento. Bene, se è un momento, la si può chiatare più facilmente alle sicuro dall'amore. Chi ha poi nasce situazioni la che ti pare di togliere il cielo contundente, non arriva a strategnire la contentezza, chi al devi sei un salustri di felicità. Lato voi di vivi a plank mistrie, pal balcon spalancat entra l'agnot di star, umide di sudor, vive come un odore. Gli ben biele le vite ascoltate in tetto vos, gli infriche i toi per sempre, in verdeas di vois. Non sono altri si donscovi in desiderare. Ah, c'è miei pensieri che danno su con te. Felicità, Peraulis di Maurizio Baccia, musiche di Simone Sossai. A cantare Ovin, Daniela Semenzato e Simone Sossai. Buonasera. Dico la legna ieri, signorine? La Spilimbergo. Ah, Spilimbergo, ma stai pure per la Furlanda, tu sei sforzone. Lo capisco ma non lo parlo. Buon va bene. Allora, usarsi concentrarsi a vostre cantate, che sentite come felicità.
poesia rasti si somos unii, nos dà felicità e se questi amor e vagar dietro cristiani nostri y así vivir un di fortuna e intanto esistiete pensate chi azzurre all'entusiasmo il fratello e il soldato le arie Grazie. Daniela Semenzato e Simone Sossai nos hanno presentato le loro chiante felicità. Possiamo arrivare all'ultima esecuzione. E il titolo è La niule basse catenchial. La niule, se non le zone, magari non capisci, la nuvole, no? Il null. La niule basse catenchial. Alven sempre che il momento là che le strade si dividono, ognuno al cielo da so, si va a rischio di piardersi dal team, si rompen che a fies che si giurava in gioventù eterne fedeltà, alle il vivi di voi, disegni il vivi di sempre. Non stave pure si sinta di il fi dal pari, non ti hai abbandonato, anche se hai scelto un'altra strada, tu per me tu sei il ciel e io per te la niule basse catenchialt. Non è sempre facile accettare questi scelti, ma manco il biel sentì di questi speraulis. Io costoi sempre colì, per gli oldi di ogni piccolo dì. Io che mi sin discugniti da c'è che tu has di ascoltare. Ascoltarmi dentro per non patì, di saveti trist o sempre vai. Lontan per me non tu sarai mai, perché che il mio cuore al bat cultò, per sempre in me. La niule basse catenchialt, per Aulis di Stefano Serafini, musiche di Fabiano Tomasettig e Simone Ermacora. A cantamos queste ultime canzoni, ovvini il complesso, Sinergia. Dicono che si dà il cambio momentaneamente, come vediamo, perché il complesso Sinergia l'ha voluta, il complesso, il completo, vediamo se arriva per momentaneamente al mangia del supporto, sono in man, dai, vedo che viso il robot si sta po', scusate un momentaneamente, piardem per arrivare a mettere tutti i figli dal loro posto e vediamo se, no, l'ha avuto un problema del supporto, il cavalletto, dicevi proprio di Gomò, e allora ho fatto intanto le battute di Mans all'orchestra per via che nella seconda momentaneamente poi sa dopo però i voti bene perché intanto che ospitei naturalmente votazioni e via di gente vengo di sentire chi top di queste orchestre che sicuramente sa menà ben le musiche tutte le chitarre suone sono già contento ecco vedete come se venga a fare suonare le schialute ah, tu devi cambiare cavalletto proprio te. Tenti duro, sì. Melissa, a ne avevo di cavallo, sa sempre di sopra qualche altro. Cavalletto a lei, ecco. Sì, Melissa che ti conti. Tu saprai che canzone si legge. Non dire il titolo, mi raccomandi. Io sì, ma mi piacciono in particolare. Ah, boh, prendi noi, come si dicono una, mi piace le sospindute e va bene. Ecco, vediamo come si... Dopo, serve di parlare, poi imparai, sappiamo che si tacchino i figli, insomma, perché è tutto interessante, insomma, d'accordo? Grazie. Bon. Ah no, mangia anche Moal. Al mangia anche Moal, vediamo sono i regatori a Pia. Sì, no, fate pure con calma, poi lì tranquillamente davanti, ormai no, sta succedendo un disguido, per l'amor di Dio, mica un problema
Buonasera. Valentina le cantante. E allora Valentina, di la sei tu? Prepotto. Di prepot, vendi svaladis, di che si ustis, no mo? Però sai sì che tu chianti sto, dato che ti vi hai veduta anche mo, poi di qualche volta in cain la chiantare. Una decina. Giorno più, giorno meno. Troppo in pisa che dovessi prepararti queste chiantate? 2 mesetti sicuri. Sì. Prepararsi bene. Tu sai da dopo, no tu? Non spiare che poi svuotato tu che tu sei di par, se no boh, mi raccomando. O se a questo di par o i gusti dove di sapere se i giovani se mi hanno fatto il segno di sé. Valentina sono tutto pronte? Si sente allora la niule basse catenchiante.
c'è merito il teatro, appena finito. Ah, no, l'importante è che vedi in tutto, l'ho visto in tutto, Atris. Sono tante masse, c'è così, no, vabbè che magari, no, cultacà magari gli strumenti volano, scusi, può succedere qualche piccolo inconveniente. Grazie a sinergia che intanto che smonti le loro robe, noi possiamo continuare tranquillamente, perché proprio ove infinite di sentire schiantati. Allora, per una tranquillità, per una così calme di votazione, adesso vi fa un momentino di pause, ma proprio te 2-3 minuti, fate le robe di corse, perché dopo vengono gli ospiti. O un coro ospite che ho i gusti di presentarlo, non intanto che votai, o intanto che li sfantati subito dopo e vengono in quel giorno che passano gli schedis e dove vanno a fare i conteggi naturalmente di votazione. Ma il sentito dal quiet quando avete finito di votare, allora io vi saresti lasciare qualche momentino, come piai pure le luci in sala per cortesia, magari Lucifero non è furlan, non mi capisce bene così di piare le luci, magari. No, perché vedeso, ecco no, se è possibile ecco accendere, ah va bene, e hanno capito, no, allora il momento in che avesse, sì, ah, e hanno dischiardarsi, sono lenti, e intanto una battuta di mano, non si sente qua, non si muovono se non visi di là, sono bravi, là che sono. Il coro, no, il coro è corretto, sono bravissimi, grazie a voi, Veronica, Elisa, Marica e Samantha, grazie come avete un momento di polse, vai a sentarsi, vai a bere un gol di sgnappe, no, sapeso, per qualche volta, sa partirsi su, ho ringraziato anche Ivan, Marcello, Luca e Matteo, e tornerò sicuramente a sentirsi dopo, grazie per davvero, come ho visto anche io che le luci le vesi in sale, e tutti votate, o torni a riguardare perché non sbaglietis 3 segnos, 3 sceltis, la siete crusute in bande dal titolo, o avete 12 piantatis, no più di 3, no manco di 3 e vegli scartati le schede, insomma, ecco perché ho insiste e dunque appena che avete votato o vedete che passerà un 2 fantacini sul geo e ho capito un momentino di pause appunto per poter chiapparli su. Dopo noi danno i microfoni, il coro non ha bisogno di microfoni, perché la chiappapita, il chiam corale in Friuli, cioè ci chiamate senza microfono, non vengono spesi, no? Sto scherzando, naturalmente, intanto arrivano gli sfantacini dal coro La Panaria che io voglio ringraziare, torni a dire per presenza di Usgnot che nos crea secondo me une coreografie straordinarie. Paolo Paroni, quel che si presenta l'ultimo, alle il Mestri, buonasera. Buonasera signor Mestri, ho venuto il coro dal ben disponuto. Sì, lui alla RAI, io là in qualche bande, appunto. Stai attento anche non cogli il Mestri, vuol dire che magari in un solo, in un movimento, non sto scherzando. Dunque, signor Mestri, una curiosità, capisce del Forlano? Bene, intanto per me qualcosa sapevo e anche qualche don che magari non sa le storie dal coro La Panaria. Mi pare che avete avuto occasione di girare in qualche banda, anzi, come c'è due domande per capire, trossa in sia dal diriso del coro. Sono 9 anni, nel 2000 sarà il 10° anno che dirigo questo coro. Ah, finito, con queste risposte o poi dire, allora, è vero che il coro di Panari è arrivato ora alla via di soddisfazione? Certamente, nel corso di questi ultimi 10 anni abbiamo raggiunto notevolissimi risultati da molti punti di vista, abbiamo un'attività ultimamente molto intensa che ci vede attivi su molti settori, non solamente quello della musica popolare, ma anche il repertorio classico con l'orchestra, insomma abbiamo un sacco di impegni ultimamente che ci portano anche molto in giro, quindi di conseguenza. E chi sono fatto piacere? Braschi dal coro Le Panarie. Usgnot però maestri, io dite fasetti, qualche altro in Furlano, non siete italianeggiami Usgnot. No, stasera abbiamo tutto friulano. Benissimo. E allora ho cominciato a sentirsi la prima chiante che lei sottomana qui, che mi andate come a Plank Cale il Sorelli, in vecchissime queste che vilotte furlane, che gli armonizzate, fra l'altro io vedo che state armonizzate di Albino Perosa, e che cercare queste vilotte
e descrive un paesaggio straordinario che si mette ogni a qualche riflessione un po' intime sulla persona amate attraverso un gioco di musiche e di cidinor che si fonde così forte per montagne e che dà il senso di pace, così a due parole ditis. Voi che le presentate lui, però ognuno suo, va bene allora, mi pare che avete capito bene che è uno dei più vecchi cantati che io seppi, che esistono in Friuli. Non so se è dal Boccen che canta qua, forse anche prima, perché lo dice, i sbilotti sono tantissimi, ma sono anche da sudis all'inizio del secolo. Chiste, tanta curiosità che io ho sentito, e le dico come che mi hanno detto così, ma proprio si fonde, une fonde vere, e io di più vecchi. Signor Mestri, allo via il coro. C'è bene atmosfera, signor Mestri, bellissimo, bras veramente che dal coro e Panari e bras anche chi che lo ascolti, che arrivano a creare atmosfere giuste, precise. Passiamo ai secondi chiante popolari anche queste, il titolo è Le Ben Ver, che mi slontani, non so che là, e che là. Dunque vi ho segnalato a questa presentazione, così ritradusi in furlan, che queste melodie popolari non ha bisogno di sicuro di tante presentazioni. Qualche parola invece tale biel spindile a riguardo dall'elaborazione che il mestre Orlando Di Piazza ha fatto intorno a queste tocche di chiante, mettendo in evidenza la grande dolcezza e rimarchiando con efficacia atmosferica, con forza, insomma, il triste significato, è difficile tradurre per Furlan, non dico facile, con molta efficacia il triste significato del testo, capite, si sta poco a dire, ma tradurlo al volo è un difficile comunque a parte, le parentesi in davanti, che queste disegna triste significato dal testo, che le attraversate in un attento dosaggio di equilibri armonici e formali. Dunque, sentenzi allora queste cantate le ben ver dalla elaborazione dal mestre Di Piazza.
ovviamente un chiant, intanto aspettando sempre i risultati delle votazioni e schiaring la loro presenza qui sul palco con una chiantata intitolata Cum che Vugluz. O lei che è un'elaborazione fatta di Pietro Hertel di una nominata melodie popolari chiarniere, chi è il compositore in arpeggios in minor, così dà l'idea, una voce intensa, dal dialogo di due innamorati che l'emigrazione li separa inesorabilmente. Cui toi voi il tonàs, la tua voce mi ha stradito. Non stava lì, non pensare che io so voi vie o i voi abbandonati. Questo un po' è il sunto del chiantate che sentiamo dal coro La Panarie.
Grazie signor maestri e grazie pure voi al coro La Panarie con queste sorbiele cantate che ha sciarato queste loro presenze. Un grazie particolare, no, dico, sono state bras. Ma non vedo un'altra cantate, signor maestri paroni, no, proprio, non si può scherzare perché è serietà, non si può la fuori dai programmi, dai voi, dei esisti. Ma sul palco sa qualche volta si rischia, no? Nascondi di no proprio, perché so io domande prima e mi dice già di no, magari chi so io non si rende, dice allora il maestro, no lei che bene, dice io sì, allora è vero, ma va bene così, va benissimo così, no, so che voi, no magari ovviamente in modo spettacolo. Ah, ecco. No, ma se Gardini quando fa le sue bene, allora come il maestro ha avuto l'ok OK della direzione e come mi pare che hanno deliberato, hanno fatto una giunta volante, sa bene l'assessore che hanno giunta volante, hanno deciso tutti cantarnos. Una rapsodia dei temi popolari friulani arrangiata da Cesare Augusto Silizzi. Benissimo, ho sin tutto relis ascoltare, grazie in ogni caso. Sempre
queste alle finali giuste, grazie al maestro Tascosi, che ha insistito in tutti voi. Os ringrazio allora, plan plan che potete anche domodarsi, attenzione dell'aiuto anche in peschiale, e torni a ringraziare dal presidente, al coro, al maestro, a tutti gli altri, per presenza, secondo me, un lavoro importante a queste serate che ha alleato un po' questi due musici. Grazie. Ben allora, vi metto qui, là mi metto la via, che mi dicono sta qui, sta là, che sono slus, che sono in batte, no, sta da ur, che l'hanno arriva col voli a chiappami, insomma, là se mi fa, no, là se mi fa, e il resto orchestre, lei se l'ha a proposito, signor Mestri, là se mi fa, non potete mica la safadotka, Eccola, e arriva l'orchestra, torna a invitare sul palco, intanto che plan plan cospettin i risultati di queste votazioni. Allora, gli orchestrai plan plan arrivi in sé. Ho risposto di clamare sul palco e saluti, è stato Melissa. Melissa ha le idee chiare, tanto parlavo scusate l'idea, ormai che avete votato, dice che le classifiche parziali. Ho detto che ho cominciato a Cervignan una votazione, tal domani sono in Mangian, ieri sera o ieri a Cividate, o sono in Artigna. Dunque, 3 serate siamo avuto le loro votazioni, che giuntate a chi stecca, vedremo dopo. Allora, per curiosità, vuoi dire, se muterino, Melissa, le classifiche parziali, fin come? Al primo posto, lunedì... Aspetta un momento che ti alzi in sé. Sì. Al primo posto, gli Sfantostrini con lunedì in vie, al secondo posto, Amor con el San Martin, al terzo posto, la Niule Basse Catenche Alt di Sinergia. A che le classifiche improvvisorie fin come che poi le disegno per vie che è così, se avete dato i giornali le avete vedute anche per ore. Dunque, vedete se sgnotte resta così, intanto ho vengono di premiare così, e di far sentire le cantate che vengono a Artigne. Per esempio, le prime 2 serate le avete le cantate l'una d'Unvier, ieri sera a Cividati avendo cantate Amor. E il signor Artigne vediamo se magari si riconfermi, vediamo se è ben fuori un'altra, perché non è mica facile votare, sapete? Vi sono fatto il vostro dove? Oh. Ah, ma sai che, e vedete c'è comunque ha pensato Artigne e signor. Dunque, intanto che aspettiamo i risultati, sentiamo un momentino le nostre orchestre. Maestri, signor Nevio, all'Acale, si sono pronti. Ho stato prima che il saluto è Furlanie, non sa farlo? Un esempio lungo, e dopo dai qualche flat di poi in lago che sviate, sì? No, le hanno preparate proprio, ho gosto anch'io di sentire e sentirsi queste armonizzazioni fatte, il maestro è già partito con i tempi, dunque dopo l'armonizzazione fatta di Agostino, beh insomma, d'accordo, sentirsi allora anche complete queste cantate, via.
sto vedendo le fantasine che vengono su, grazie intanto all'orchestra, sto vedendo le fantasine che vengono su, che vorresti vedere i risultati, grazie signori miei, tutto cale, non sdegiurie, va bene, cosa bene. Melissa, non avvio di mo, tu che tu vedi bene. No, ai voi perché mi prendete sempre un suoi neri. Si vi poco, vuol dire, Melissa, tiri voi, che tu sai bene. Allora, dunque, intanto prima di dare il risultato finale di Artigne e dopo le classifiche generali, che credo che intanto vi odis benissimo, aspetta un momento, aspetta un secondo, no, vedo che voglio ringraziare tutti che sono attori, che lavorano attorno di questo festival, lo discumo perché magari dopo si torna a sentire cantate vincenti, via di sent, e magari l'atmosfera non è che. È un gran lavoro questo in facente, ci rende conto di portarlo a Toro anche al Friuli, è una bella soddisfazione già di come potremmo dire che ormai sono quasi a fin serata, che deve vedere anche Artigne, una bella soddisfazione, anche il teatro all'era plen, io da qui spero che si news, abbiamo delle conche di curiosità, con che di sentia cantare in Furlan anche. E io spero che così di aver lasciato un segnalotto, un alc di queste furlanità che ci rende portare in avanti, anche se pur moderne, anche se pur di capire come quai tante dite anche in tante serate. Dunque un grazie e io sono contento perché usgnoti le prime sere come l'orchestra, non vi suonate sempre. No. Ho ben suonato sempre fin come con qualche strumento, sì, ma praticamente sotto era una base musicale, e il corot, i quattro fantacini, i quattro fantasmi, e il cantante era rigorosamente in diretta naturalmente, però sotto era in sopportato di una base musicale, un'evore più facile a livellare con i suoni, saciri, i sonori, spugliadas, e dunque le prime sere come l'orchestra facevano potendo parlare tanto, che chi non scosta in voi dal chiasso, no, scherzi, oh scherzi, solo perché no, c'è serate se sono tanti, l'ente ha i suoi impegni, se dunque no, ho potuto usufruire di queste fortune di l'orchestra, gli ultimi 2 giorni, e Artigne e le colate, giuste, da questi stati, se per caso erano a Cervignano, colave a Cervignano, la cosa in stas. Dunque, sono contento perché ho fatto queste prime serate con l'orchestra che per me le robe ho tornato di grande per vie che suonare dal vivo, fare tutto un altro suonare. Le robe se sono o non sono. Il cantante è o non è, le musiche è o non è. E tutti qui bisogna essere anche bravi, come che sono stati tutti i nostri cantanti, come che sono stati tutti gli artisti e suonatori che hanno suonato e che hanno partecipato al signore. Grazie. Bom. Melissa, hanno in casa del fanale, vi ho detto bene? Eccola. Dunque, vedete che ti dici io come comincia a dire le tiarce arrivate chi a Artigne, no le classifiche generali. Le tiarce lunedì in vier. Lunedì in vier, la tiarce che andare prosponsa e bus. 82. Seconde classificate. Aquilè con 93 punti. Non dico facile, sì, sono bene schiantati, se. O dici che su 12 andano, sai, io così palpagno, andano un 7-8, che Mertin e ben, a parte sono tutti sbieles. Prime classificate, Amor! Amor! Che mi sentiate? Elsa Martin, che doveva essere di vedere Plan Plan. Attenzione! C'è ande che voi, Contente? Sì, E gli dico mi essere frute, no? Cioè, vedi io che hanno spelli in tutti i carnieri e vinci in tutto. Tu ce vuoi dire
Io vorrei dire di molte pure niente. No, stai scherzando. E sono dai fantasmi, in particolare in Chiargne, che non conoscono tante, che hanno doti su nevore grandi, non sto chiarendo proprio come di Elsa, ma anche l'anno passato l'ha vinto un fantato di Chiargne e Alessio Screm che l'ha di Paolaro. Lui di Paolaro, partì come e sono di viaggi cantautori, sono di carati che conoscono Straulino, Maieron, non che sono, che girin, sono chiarnieri, perché in Chiargne e tengono poi da conto loro sia le tradizioni e sia il gusto di cantare i vecchi musi, insomma, che come saranno diventati moderni, però sono restati l'anime tal spirito. Chianti con l'anime le trote? E di loro. E anche di loro. No, brave, io come bravi tutti, naturalmente, no chiantare, no saltanti, perché domani lo vedremo il verdetto finale. Difatti, come tanto perché tu vedi l'idea, le classifiche parziali fin voi sommando tutti, chissà tesserate e mutise. Piace Aquilere, seconde lunedì vier e prime amor. Ah, gli passate prime? Oh, quel solo passo a Artegna proprio, capente la consigliere statale. Ecco che io nel punteggio si può dire così. Dunque. 433. Sì. 400. Aquilere. 483 lunedì vier e 495 amor. Però, ho senso il PIL dal Rosò. Dopo 400 voti, se poi o segna 95-83 o segna 13-12 voti di differenza. O che tu venissi io con le corriere o che tu la sdore. No, scherzi. Va bene, allora io non credo di smentare noi altri perché magari così te confusione di serate o cercare da ora, di presentazione e via dicendo, si può smentare qualche don. Io intanto ringrazio di sicuro tutti chi che lavorano in Tislus, i Luciferos che dai microfoni, che spostano i pai, che hanno preparato le scenografie, che i tanti che lavorano da ora, all'audio Mark di Roberto Montanari che coordina un po' il tutto. Un grazie particolare anche a Ilva Valusso che avrei svolto sul palco, che lo sa recitare così bene, ho quest'ilo anche poi ben sempre, mi permette di fare così di dare una mia opinione. Grazie Ilva per la tua presenza sempre valida e sempre importante. Mi pare che venduto, dite, se no tornare a ringraziare il comune di Artigna per questa sua disponibilità e le province di Udine. E sono così lontano che ogni tanto mi smentei di ricordare, però so che lavoro intanto vendite con l'orchestra, i nostri coristis, che come sono già preparati, senza io presenti, per fare le ultime cantate. Dopo non usciremo proprio con questi noti sca. Come io un saluto, io sono un bielmandi, un grazie e una ridiodisi a una bella occasione come queste qua, d'accordo? Mandi sotto gli notis le musiche di Amor a cantare Elsa Martin.